Buongiorno, ben ritrovati in diretta come sempre per raccontarvi le notizie del nostro territorio, tanti collegamenti, tanti servizi. Fra poco saremo in diretta da Villorba con il nostro Christian Arboit per un maxi furto all'Imoco Center con ladri che hanno fatto danni ma hanno anche rubato magliette. Poi ci collegheremo per avere dei particolari, delle notizie in più, sentiremo anche le parole del presidente dell'Imoco Volley. Ma ora andiamo subito invece a Padova con l'omicidio di Maria Pellegrini, avvenuto a Casalserugo il 10 dicembre del 2008. Dopo la riapertura del caso la scorsa estate, dall'incidente emergerebbe la presenza di una seconda persona nel luogo del delitto. È una battaglia a colpi di DNA quella che potrebbe far luce a quasi 18 anni di distanza sull'efferato omicidio di Maria Pellegrini. La donna, 78 anni, era stata trovata senza vita il 10 dicembre 2008 nella sua villetta di Casalserugo, dopo essere stata soffocata con un panno attorno alla bocca e del nastro adesivo sul naso. Maestra d'asilo, l'anziana aveva una fortuna in proprietà immobiliari stimata attorno ai 10 milioni di euro. Un omicidio che aveva sconvolto la comunità, rimasto impunito. Vane erano risultate all'epoca le indagini dei carabinieri che per mesi avevano cercato di dare un nome all'autore o agli autori del terribile crimine. La scorsa estate l'esame del DNA repertato all'epoca dei fatti aveva stretto il cerchio attorno a un 47enne albanese in carcere a 2 palazzi di Padova per rapina. Durante l'incidente probatorio al GIP sono state presentate le relazioni della procura e della difesa. I periti della procura, che ha incaricato dell'esame RIS di Parma, avrebbero confermato la compatibilità del DNA del 47enne iscritto nel registro degli indagati e rintracciato anche materiale genetico riferito a una seconda persona presente sul luogo del delitto oltre alla vittima. Diversa la lettura del perito incaricato dalla difesa, affidata all'avvocato Fabio Crea, secondo il quale il profilo genetico individuato sarebbe il risultato di una contaminazione o di un miscuglio originato dalla vittima e da almeno 4 soggetti sconosciuti. Sarà adesso la PM Luisa Rossi, titolare delle indagini, a decidere se chiedere rinvio a giudizio dell'indagato o chiudere l'inchiesta. E rimaniamo nel Padovano, ritrovato a Cartura dopo una settimana il corpo senza vita dell'anziano scomparso da casa giovedì scorso dopo essere uscito per andare a raccogliere erbe selvatiche. Le speranze di ritrovare in vita l'85enne di Albignasego, scomparso da giovedì scorso dopo essere uscito di casa per raccogliere bruscandoli, sono finite intorno alle 13, quando il corpo dell'anziano è stato individuato dai soccorritori che da giorni lo stavano cercando lungo l'argine del canale Vigenzone, nella frazione di Cagnola di Cartura. È qui che era stata trovata la sua auto, parcheggiata vicino al canale, nella zona industriale, a pochi metri da dove poi era stato rinvenuto il secchio che aveva l'uomo ancora pieno di erbette selvatiche. La vittima, Dino Garbo, residente a Carpaneto di Albignasego, era uscito di casa giovedì 2 aprile al mattino per raccogliere bruscandoli. Alla sera i familiari, non vedendolo rientrare, hanno dato l'allarme ed è subito scattato il piano ricerca di persone scomparse della prefettura. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno scandagliato il canale Vigenzone, sono stati impiegati anche droni, mentre a terra non si sono mai fermate squadre della protezione civile e della polizia locale. Quasi sicuramente l'uomo è scivolato sulle sponde ripide dell'argine finendo in acqua, forse è inciampato o forse ha avuto un malore. Il corpo è stato notato attorno all'ora di pranzo a pochi metri dalla sua auto. Sul posto i carabinieri per il recupero della salma che verrà riconsegnata alla famiglia per fissare la data dei funerali. Ed ora invece parliamo di droga, andiamo a Treviso dove questa mattina in tribunale si è svolta l'udienza di convalida dell'arresto di un 44enne marocchino residente a Possagno con precedenti di polizia. Mercoledì i carabinieri di Pieve del Grappa si erano presentati a casa del 44enne per una perquisizione domiciliare delegata dalla procura. L'uomo era tenuto sotto osservazione da alcuni giorni dopo che i carabinieri avevano fermato in strada alcuni clienti del 44enne che vendeva loro modiche quantità di droga per uso personale. La perquisizione a casa del Push ha portato al sequestro di 23 grammi di cocaina e 11.000 euro in contanti. La scorsa notte l'arresto è stato trattenuto nelle camere di sicurezza dell'Arma in attesa di comparire proprio questa mattina davanti al giudice.
Ed ora andiamo invece in Friuli, andiamo a Spilimbergo in provincia di Pordenone, scontro tra due autovetture, sono rimasti feriti una donna incinta ed un bambino di 5 anni. Paura nel tardo pomeriggio di mercoledì a Spilimbergo per un violento incidente stradale verificatosi nella periferia cittadina che ha coinvolto due vetture all'incrocio tra via Barbeano e via Casasola. Per causa ancora al vaglio dei carabinieri, una Ford Fiesta condotta da un 26enne della zona si è scontrata frontalmente e lateralmente con una Skoda Fabia Station Wagon. A bordo di quest'ultima viaggiava una famiglia di nazionalità rumena residente in Germania, un uomo di 42 anni e la moglie 38enne in stato di gravidanza insieme al loro figlio di soli 5 anni. L'impatto ha richiamato immediatamente l'attenzione dei residenti che sono accorsi in strada per prestare i primi aiuti. Sul posto sono state inviate immediatamente 2 ambulanze e l'elisoccorso. Dopo i primi accertamenti sul campo, la coppia e il bambino sono stati trasferiti all'ospedale di Pordenone, fortunatamente non in pericolo di vita, mentre il giovane alla guida della Ford ha riportato qualche lieve contusione rifiutando il ricovero. I militari della radiomobile hanno eseguito i rilievi di rito e sottoposto i conducenti al pretest per la rilevazione di alcol e sostanze stupefacenti, con esito negativo per entrambi. Le operazioni di messa in sicurezza dell'area e dei veicoli incidentati sono state portate a termine dalle squadre dei Vigili del Fuoco di Spilimbergo. Ed ora torniamo a parlare invece di infortuni sul lavoro. Ancora un infortunio nel Padovano è accaduto a San Martino di Lupari. Ancora un infortunio sul lavoro ieri nel Padovano. In serata in via Castellana a San Martino di Lupari un operaio di 33 anni è stato colpito dal portellone del camion mentre stava scaricando del materiale nel piazzale di una ditta. L'operaio è caduto procurandosi ferite ed ematomi. Alcuni testimoni hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i medici del 118, i carabinieri di Cittadella e i tecnici dello Spisal per ricostruire la dinamica dell'ennesimo incidente sul lavoro. Il 33enne è stato portato in elicottero all'ospedale di Padova, non ha mai perso conoscenza, è ricoverato in condizioni stabili e fortunatamente non gravi. La Procura della Repubblica di Rovigo ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo dopo la morte di un operaio di origine moldava di 52 anni precipitato dopo 20 metri mentre smontava un ponteggio nell'area dell'ex zuccherificio di Portoviro. Indagati il datore di lavoro e 2 preposti con l'ipotesi di violazione delle norme sulla sicurezza. Sequestrati il ponteggio, l'area e gli indumenti della vittima per consentire gli accertamenti tecnici, disposta l'autopsia sul corpo dell'uomo per chiarire le cause del decesso. E ad un giorno dalla tragica scomparsa dell'operaio 54enne Italo Carpi, morto alla distilleria d'Urbino a Pasian di Prato in Friuli Venezia Giulia, ne ha tratteggiato un dolce ricordo il consigliere comunale di Tavagnacco, Roberto Moreale. Di lui mi ha colpito subito la dolcezza del fare, l'educazione. Un ragazzo veramente a modo, molto dai modi gentili, dall'affabilità, sempre generoso, sempre disponibile. Un'intera comunità incredula per la morte di Italo Carpi, il 54enne originario di Fagagna che ha perso la vita sul posto di lavoro nella giornata di martedì 7 aprile a Pasian di Prato, alla distilleria d'Urbino, dove lavorava da 33 anni. Una notizia scioccante per tutto il paese. Italo si era trasferito a Tavagnacco una decina d'anni fa ed era una persona gentile, tranquilla, sempre disponibile per una chiacchiera. Purtroppo ha lasciato le 2 figlie, Giada e Giulia, e 2 sorelle, Katia e Romina. Lui è venuto ad abitare qui a Tavagnacco qualche anno fa e appunto aveva preso questo appartamento sopra il bar e sopra anche quella che è la mia attività. Per cui abbiamo avuto modo di conoscerci abbastanza presto e anche abbastanza bene. E così abbiamo fatto amicizia, si beveva una cosa insieme, si parlava ogni tanto e ci salutavamo spesso la mattina quando lui partiva per lavorare, io andavo per le mie attività, insomma. Comunque il ricordo è di una persona veramente buona, educata, disponibile. È un vero peccato che ha scosso qui la gente di questo piccolo paese, insomma, di Tavagnacco, no?
Una persona buona, generosa, che anche senza troppe parole riusciva sempre a dare un gesto dolce di conforto a chi ne avesse bisogno. Ma anche con silenzio, però ci aveva donato ci aveva fatto veramente una bellissima impressione di una persona pulita e genuina, insomma. Sì, quando si è sparsa la notizia qua in paese che era lui, sì, nessuno poteva credere a una disgrazia del genere, no? Perché quando uno parte per il lavoro, insomma, tu lo aspetti la sera per rivederlo, no? come di norma. Nessuno pensa che uno possa perdere la vita sul suo lavoro. Ed ora invece torniamo subito a Treviso per parlare della notizia con cui abbiamo aperto questa prima edizione della maxi razzia all'Imoco Center a Villorba. Per noi sul posto il nostro Christian Arboit. Christian, buongiorno. Buongiorno a te Daniela, anche da parte di Simone Merlo che sta curando la parte tecnica e che ti sta mostrando uno dei segni dell'effrazione che si è registrata nottetempo qui all'Imoco Center di Villorba. Siamo a ridosso del Palasport, un luogo iconico per lo sport trevigiano, sicuramente rappresentativo per le Pantere dell'Imoco che fra qualche giorno si giocheranno lo scudetto. In questo clima di anche ansia e sportiva, di prestazione sportiva, si è compiuto questo gesto. In azione sono entrati dei ladri verso le 3 di notte, sono entrati appunto da quella porta. È evidente l'effrazione. Una volta all'interno dei locali hanno messo tutto sottosopra, se ne sono andati con dei contanti, circa 700 euro, questa è la prima somma quantificata, gadget, anche indumenti, magliette, chiaramente. I locali contengono un po' di tutto, a ridosso c'è anche il bar. Un risveglio amaro per l'Imoco a partire dal suo presidente Piero Garbellotto che abbiamo raggiunto al telefono e che ci ha rilasciato queste dichiarazioni. Questa mattina ci siamo risvegliati con una brutta sorpresa perché questa notte siamo stati svaligiati, è venuta probabilmente una banda di ladri che hanno scassinato le porte, che sono entrati nel nostro negozio al center, nei nostri uffici, hanno rubato parecchio vestiario, hanno rubato anche dei fondi che stiamo ancora quantificando, diremo quelli che sono i danni complessivi perché hanno lasciato anche una bella confusione, no? E quindi insomma non è stato un grandissimo risveglio. Credo che sicuramente un'attività che magari è un po' sotto i riflettori anche in funzione della finale scudetto che ormai è dietro l'angolo, è un'attività che per fortuna sta funzionando, possa essere attenzionata anche da qualche malintenzionato. Non è un atto vandalico, è la volontà di fare proprio un furto con scasso, tant'è che, ripeto, le porte non sono state forzate ma scassinate, quindi purtroppo è successo questo. Quantificheremo i danni, ma credo che la cosa importante per noi in questo momento sia quella di rimanere tranquilli, calmi e concentrati, perché tra 48 ore abbiamo una finale scudetto da giocarci. Rimanere concentrati, dice il presidente dell'Imoco Garbellotto, questo l'obiettivo chiaramente delle Pantere della squadra, che vogliono mantenere l'umore alto. Chissà se qualche elemento particolare arriverà dalla visione del sistema di videosorveglianza. Come vedete non mancano certo le telecamere qui all'Imoco Center e in tutta la zona. I carabinieri sono chiaramente come sempre sul pezzo, le indagini sono appena iniziate e quindi se ci saranno dettagli ulteriori, Daniela, ti chiederò la linea, comunque ne parleremo abbondantemente e diffusamente nel corso dei nostri telegiornali serali. Per il momento da Villorba è tutto, con Simone Merlo ti restituisco la linea.
Grazie davvero al nostro Christian Arboit e Simone Merlo. Noi ora continuiamo con la cronaca, rimaniamo in provincia di Treviso con lo scandalo di Ca' della Robinia, tutti assolti perché il fatto non sussiste gioia ma anche tanta rabbia per la famiglia di Remo Sernagiotto. 11 anni di sofferenze, di rabbia, un incubo che ha travolto e stravolto la famiglia Sernagiotto. La notizia è piombata nella loro abitazione, assolti tutti dall'accusa di corruzione. Gloria è andata in cimitero a trovare il papà, una vittoria, ci racconta, che non posso festeggiare con lui. Le emozioni sono state molto contrastanti, un misto di rabbia e di gioia, di liberazione per la fine di un incubo, ma la rabbia è tanta e francamente per me prevale oggi sulla soddisfazione, perché 11 anni sono tanti, perché è una sentenza di assoluzione, perché il fatto non sussiste vuol dire che per 11 anni abbiamo parlato di nulla, però per noi sono stati un incubo, non perché avessimo mai avuto alcun dubbio sull'innocenza di mio padre, ma perché i leoni da tastiera, la gogna mediatica, le sentenze sui giornali erano state scritte già 10 anni fa. Rimbombano le parole utilizzate da Remo Sernagiotto nel 2017 nel pieno del terremoto giudiziario: male non fare, paura non avere. Lui aveva voglia di difendersi nelle aule di un tribunale, aveva voglia di raccontare la sua verità, non gli è stato permesso. E io sono convinta che il suo cuore lo abbia tradito anche per la grande sofferenza e delusione che tutto ciò gli ha provocato. Gloria parla, racconta del papà e del suo rammarico. A volte io mi sono sentita impotente per non essere riuscita a stargli vicino come forse aveva bisogno per riuscire ad affrontare con più serenità questo percorso che per lui è stato molto doloroso e che si è concluso nell'epilogo peggiore, cioè lui è morto prima di sentirsi dichiarare innocente. A toccare il cuore di Gloria l'aspetto umano di una vicenda tanto dolorosa. Mi limito solo a dire che questi 11 anni non ce li ridarà nessuno, mio padre purtroppo non ce lo ridarà nessuno, e il sistema della giustizia oggi prevede che nessuno pagherà per tutto quello che noi abbiamo subito in questi 11 anni e questo non va bene. Una sentenza, questa ovviamente destinata a far discutere, lo avete sentito, la Corte d'Appello di Venezia ha stravolto la sentenza di primo grado, quindi assolti gli imputati. Quello che loro contestavano come atto della corruzione in realtà era un atto di natura collegiale prima della commissione consiliare e poi della giunta regionale. Quindi non c'era, e l'abbiamo dimostrato, ritenevamo già in primo grado che non ci fu nessuna corruzione e oggi la Corte d'Appello ci ha dato ragione. Nessuna mazzetta, nessuna corruzione, assolti perché il fatto non sussiste, una sentenza eclatante che ha di fatto ribaltato il giudizio di primo grado. Sono usciti da un incubo durato 11 anni Mario Modolo, al tempo dirigente dei servizi sociali della regione, e Giancarlo Maldassin, ex proprietario dell'immobile Disco Palace di Nervesa della Battaglia. Per Remo Sernagiotto, assessore al sociale del Veneto scomparso nel 2020, è stata riabilitata la figura. Tecnicamente fu pronunciata sentenza in luogo a procedere per morte al reo, ma io ho insistito anche con la famiglia nel voler continuare il percorso processuale anche in appello, perché ritenevo non soltanto che avessimo ragione e quindi volevo portare il nostro contributo tecnico, il nostro contributo processuale all'interno del processo d'appello. I fatti ci hanno dato ragione. Confermata la condanna nei confronti del solo Pierino Rebellato per bancarotta, uno scandalo, quello di Ca' della Robinia, che aveva scosso il mondo politico. È caduta l'accusa di corruzione legata ai finanziamenti regionali. I fatti contestati risalgono al 2012, quando la cooperativa Ca' della Robinia aveva ricevuto un finanziamento regionale di 3,5 milioni di euro per realizzare nell'ex Disco Palace di Nervesa della Battaglia una fattoria didattica per dare occupazione ai disabili. Lo stabile venne però trasformato in una birreria che finì poi in fallimento. Per la procura, la costituzione della cooperativa era stata creata ad hoc per partecipare al bando e ricevere il contributo. Un capitolo giudiziario che si è chiuso. Sernagiotto è risultato estraneo alle contestazioni che gli erano state mosse. La Corte d'Appello di Venezia avrebbe potuto arrivare alla prescrizione, ma ha deciso di entrare nel merito. Vuol dire
che la prova era insussistente e che la prova dell'innocenza era invece una prova molto solida, come abbiamo sempre sostenuto. Di tutta questa vicenda, avvocato, che idea si è fatto? Era una battaglia, una strumentalizzazione politica, avevamo da subito dimostrato documentalmente che non poteva essere un atto di corruzione, la Regione ha continuato a insistere, era costituita parte civile, ha continuato a insistere sulla responsabilità penale e sulla condanna. Vorrei ricordare che già davanti alla Corte dei Conti avevo fatto assolvere l'onorevole Sernagiotto per mancanza di responsabilità contabile. Oggi, dopo tanti anni, troppi anni, è arrivata la sentenza di assoluzione. È stata fatta giustizia, purtroppo c'è chi, come l'onorevole Sernagiotto, non ha possibilità di goderne sulla terra, ma ovunque sia sicuramente sorriderà. Ed ora andiamo invece in via Palazzo a Mestre, dove per noi ci sono Edi Caliman e Alberto Pivetta. Si parla di movida violenta, l'esasperazione di commercianti e residenti. Edi, buongiorno, a te la linea. Daniela, buongiorno a te e ai telespettatori, con Valentina Bassi, che questa mattina si fa un po' portavoce dei commercianti qui di via Palazzo per denunciare l'ennesima serata più che violenta di degrado. Ci abbiamo convenuto, perché devi sapere che in questa via una ZTL riconosciuta, forse l'unica di Mestre pedonale, la sera si concentrano tanti giovani, tanti ragazzi che ben oltre l'orario di chiusura dei locali continuano a rimanere nei luoghi abusando di alcol e anche sostanze stupefacenti, e la mattina voi trovate quello che lasciano. Sì, esatto, soprattutto in certe serate della settimana, tipo il venerdì o il sabato sera, può capitare che si trovino appunto i resti tra bicchieri, bottiglie o appunto altro come stupefacenti, proprio perché la conformazione della via porta a degli anfratti dove appunto ci possano essere degli utilizzi alternativi, diciamo così, della zona. È una zona centrale, è una zona appunto pedonale, e a volte appunto succedono anche situazioni violente. Può capitare che magari inizino da altre parti e poi arrivino proprio qui, proprio perché la via è conformata così, per cui è un ricettacolo a volte di situazioni poco piacevoli. È da un paio d'anni che denunciate la questione e ancora non si è mosso nulla. Quello che voi chiedete, e vi viene risposto che non c'è abbastanza personale per poter presidiare la zona anche negli orari notturni. Esatto, sì, perché qui il passaggio in realtà delle forze dell'ordine c'è, ma durante le ore diurne, quando in realtà chiaramente ce ne sarebbe maggior bisogno nelle ore notturne, perché altrimenti non avrebbe molto senso il loro intervento in zona. Sì, ci sono state continuamente denunce quando succedono queste situazioni, però poi alla fine non si riesce ad arrivare all'individuazione esatta o comunque alla chiusura del cerchio in qualche modo. Per cui voi la mattina vi trovate a pulire quello che hanno lasciato questi ragazzi? Sì, quando appunto, ripeto, non è una situazione che è localizzata solamente su questa via, purtroppo è una situazione generalizzata in vari ambiti urbani, anche a Mestre succede così e succede magari anche in altre vie. Chiaramente noi però ci occupiamo della nostra via, per cui come residenti, come commercianti e come gestori dei locali, che poi in realtà ci sono un sacco di realtà virtuose all'interno di questa via che si danno da fare per rendere la qualità della vita migliore della via stessa, creando eventi, creando iniziative di socializzazione eccetera, per cui ci teniamo che ci sia anche che si faccia luce anche a questo aspetto della via stessa, non solo all'aspetto che purtroppo a volte può essere anche negativo. Qual è la soluzione secondo voi, secondo lei? Una maggior collaborazione di sicuro tra appunto chi è qui residente, commerciante o i locali stessi, i gestori dei locali e le forze dell'ordine, perché chiaramente chi ha il potere per andare a modificare questo tipo di tendenza non è il residente, non è il commerciante, non è neanche alla fine il gestore virtuoso. Siete voi a pagarne le conseguenze? Ma esattamente, le conseguenze le paghiamo noi, purtroppo funziona proprio così. Daniela, questa è la situazione da Mestre, se non hai domande ti restituisco la linea. Grazie davvero a Edi Caliman. Noi andiamo avanti invece con la cronaca. È entrato all'Iperlando di Preganzioli in provincia di Treviso ed approfittando del gran numero di clienti del sabato prima di Pasqua ha rubato diversi generi alimentari nascondendoli nello zaino, ma il furto è stato notato dagli addetti della vigilanza del supermercato. Vistosi scoperto il giovane, un 24enne tossicodipendente di origine sudamericana, ha estratto
una siringa minacciando di pungere il vigilante. Se il ragazzo è quindi scappato, subito è stato lanciato l'allarme. I carabinieri di Preganziola hanno rintracciato poco dopo all'interno della toilette di un treno in partenza per Venezia. Nello zaino è stata recuperata la refurtiva del valore di 130 euro e restituita al supermercato. Il 24enne invece è stato arrestato per rapina impropria e rinchiuso nel carcere di Treviso. Ed ora andiamo invece a Vicenza con i gioielli di un'anziana che spariscono da casa dopo la riparazione di un letto, denunciato dai carabinieri un 44enne. Velo d'Astico, una settantenne si presenta ai carabinieri per denunciare la sparizione di alcuni gioielli custoditi nella sua camera da letto. La vittima manifesta fondati sospetti nei confronti del dipendente di una ditta che qualche giorno prima era andato a casa sua per eseguire la riparazione di un letto. Le indagini dei carabinieri chiudono il cerchio attorno al sospettato. I militari infatti identificano l'autore del furto proprio nel 44enne, risultato essere colui che materialmente aveva effettuato la riparazione. I militari sono riusciti a rintracciare e recuperare l'intera refurtiva. I gioielli in oro, per un valore di circa 2.000 euro, erano già stati venduti dall'indagato in un compro oro di Thiene. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà. E parliamo ancora di furti, ma questa volta parliamo di ladri di carburante in azione in via Castagnole a Treviso. 800 i litri rubati da un escavatore. I carabinieri hanno denunciato un uomo ed una donna. Difficile capire se l'occasione, ovvero l'impennata dei prezzi alla pompa, abbia fatto l'uomo ladro. Di certo il 45enne, braccato dai carabinieri per aver rubato del gasolio in un cantiere a Treviso, aveva già una sfilza di precedenti. Con lui una donna di 36 anni, anche lei con un discreto curriculum delinquenziale. La coppia di origini sinti è stata braccata dai militari dopo un'attenta visione delle immagini di videosorveglianza. Tagliata la recinzione, i due si erano introdotti nottetempo nel cantiere di via Castagnole. Era il 29 marzo, quando hanno estratto 500 litri di gasolio da un escavatore. Per l'uomo era la seconda volta. Si è appurato che già aveva fatto un prelievo il 24 marzo, in quel caso 300 litri. Scattata la denuncia a piede libero, il caro gasolio sembra però non rientrare fra le attenuanti. Ed ancora furti, ma questa volta in Friuli Venezia Giulia. A gennaio, banda di rom indagata, 5 davanti al GIP che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Siamo a Udine. Hanno seminato il panico tra metà e fine gennaio con furti a ripetizione messi a segno tra Friuli e Veneto dall'inizio dell'anno. La banda dei rom è riuscita a portare via un bottino complessivo che supera 150.000 euro di valore in una decina di furti. Non hanno però fatto i conti con i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Udine, che controllavano da tempo i loro movimenti, fino a quando non sono riusciti ad incastrarli raccogliendo elementi di prova con attività di intercettazione ambientale e appostamenti. In 5 sono stati raggiunti dall'avviso di garanzia dopo essere stati iscritti nel registro degli indagati dal pubblico ministero Marco Panzeri, che coordina le indagini. Sono comparsi mercoledì davanti al GIP Carlotta Silva per l'interrogatorio preventivo, ma si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Gli indagati sono tutti uomini di età tra i 27 e i 53 anni, alcuni residenti a San Daniele, 2 sottoposti alla detenzione in carcere a Padova e ai domiciliari per altre vicende che li riguardano. Sono accusati a vario titolo di furto e tentato furto, il primo della sedia denunciato a Varmo, dove avevano spaccato la porta di ingresso senza però riuscire a completare l'opera, non avendo trovato refurtiva da portare via. Il 15 gennaio a Fiumicello, Villa Vicentina, da una casa riuscirono invece a portar via oggetti di valore e soldi contanti per complessivi 30.000 euro di bottino. Altri episodi riguardano San Michele al Tagliamento in Friuli, poi Spresiano e Maserada sul Piave in Veneto. A Udine, a metà gennaio, nella frazione di Basaldella, dopo aver fatto razzia di indumenti, borse, scarpe e profumi di valore per circa 100.000 euro, portarono via anche una Mercedes, utilizzando le chiavi dell'auto trovate in casa. Le indagini sono ancora in corso. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Siamo tornati nuovamente in diretta in studio, andiamo subito a Preganziol perché ci sono state 8 ore di sciopero. Lavoratori e lavoratrici di Previnet e Previmedical incrociano le braccia, un presidio contro le criticità che da tempo interessano il personale delle due società con sede appunto a Preganziol. Per noi sul posto Cristian Arboit e Simone Merlo.
Oltre un centinaio i lavoratori che stanno incrociando le braccia in questi minuti, in queste ore a Preganziola. Siamo davanti alla sede di Previnet, Previmedical, una delle realtà più importanti nel settore delle assicurazioni, dei fondi pensioni. Lavoratori decisamente sotto stress, una situazione che sta peggiorando di settimana in settimana. Da qui la mobilitazione. Qui con me Alberto Irone, segretario della Filmcams CGL, Samuele Stecca delle RSU. Irone, che realtà è questa di Previnet Previmedical? Questo gruppo, il gruppo RB-Old, è un gruppo consolidato nel territorio e che occupa qui alle nostre spalle a Preganziol più di 500 tra lavoratori e lavoratrici. Un gruppo con cui nel corso del tempo abbiamo provato a interloquire e affrontare sul piano delle relazioni sindacali una serie di problematiche particolarmente sentite dai lavoratori e che si sono fortemente aggravate a partire dal fatto che dalla fine del 2024 alle prime settimane del 2026 la forza lavoro dell'azienda più importante, dell'azienda principale del gruppo, che è Previnet SPA, si è ridotta di circa un terzo, perché 150 lavoratori e lavoratrici si sono dimessi e hanno lasciato l'azienda. Quindi la situazione è talmente pesante che in un anno 150 lavoratori se ne sono andati. Sì, 150 lavoratori e lavoratrici si sono dimessi, i carichi di lavoro non sono diminuiti ma ovviamente sono aumentati su chi è rimasto e i lavoratori si sono ridotti da circa 450 ai 300 attualmente per quanto riguarda Previnet, che è l'azienda più importante, come dicevamo prima, del gruppo. A fronte di questo lamentiamo una situazione in cui auspicavamo che l'azienda aprisse una discussione seria, approfondita, strutturata con la RSU e con il sindacato per migliorare le condizioni di chi all'interno del polo è rimasto ad operare, ma purtroppo così non è stato e abbiamo ricevuto una serie di chiusure. Ecco, Samuele Stecca delle RSU fotografa una situazione davvero al limite, lavoratori che se ne vanno, lavoratori in burnout, turni massacranti. Sì, certo, il discorso è questo, una volta che sono usciti le 150 persone il lavoro è diventato insostenibile perché dovevamo appunto sopperire a questa mancanza e la gestione deve essere sempre precisa, puntuale, perfetta e non si può sbagliare mai nulla. Questo però non si sta proprio verificando perché insomma siamo molto in difficoltà anche nei confronti dei clienti che hanno la piena fiducia in questa azienda che è sempre stata perfetta, si può dire, dal punto di vista di gestione. Però siete chiamati a fare sempre di più. Sì, siamo chiamati a dover sopperire appunto al lavoro che non è neanche non sta diminuendo, sta aumentando e quindi tolte la forza lavoro e l'aumento di lavoro che si sta prospettando è difficile mantenere la situazione. Ecco perché non parliamo di un'azienda in crisi ma di un'azienda, mi corregga se sbaglio Irone, che fa 30 milioni di euro di utile all'anno, quindi qui il tema è di gestione dei carichi, di gestione dello stress del lavoro sostanzialmente. Sì, parliamo di un'azienda che è particolarmente florida dal punto di vista economico perché i dati che ci ha restituito la proprietà, almeno per quanto riguarda Previnet, che è l'azienda più importante del gruppo, sono quelli di un utile aziendale per il 2024 di poco meno di 30 milioni di euro, di 28 milioni di euro e dalle prime indiscrezioni che abbiamo sul bilancio del 2025 che si chiuderà nel corso delle prossime settimane pare che quest'anno l'utile sia addirittura aumentato anche a fronte del fatto che il numero di lavoratori è diminuito. Quindi lavoratori sotto stress, lavoratori che chiedono aiuto, che dicono questa è la nostra casa, la mobilità Stecca continua. Certo, e questo è un punto di partenza anche perché sono consapevole che la situazione si sta aggravando molto, la situazione psicologica dei dipendenti è a rischio e ho assistito a delle situazioni di casi proprio di scene di attacchi d'ansia in ufficio, ho dovuto anche accompagnare personalmente una collega fuori dalla porta che si è seduta sulle scale, cioè cose che comunque prima non avvenivano, le situazioni erano normali e quindi questa cosa desta molta preoccupazione. Grazie Stecca, grazie Irone, questo è il clima in via Forlanini qui a Preganziol dove la mobilitazione per l'appunto continua. Ed ora invece parliamo di Olimpiadi invernali. Non sono ancora arrivati i fondi stanziati per il trasporto pubblico. La provincia di Belluno si è attivata per velocizzare le procedure di erogazione che vanno a rilento.
Olimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina, un grande impegno della provincia di Belluno, anche e soprattutto per quanto riguarda i trasporti, però adesso c'è un buco? Ma adesso c'è un buco, c'è un problema perché noi stiamo attendendo da parte della Regione i soldi che devono arrivare dallo Stato. Lo Stato li ha stanziati in finanziaria, è tutto bloccato al MEF. Il MIT ha mandato tutto un rendiconto, adesso non appena verranno fatti questi decreti dovrebbero arrivare questi soldi. È evidente che nel frattempo noi ci siamo mossi perché arriveranno delle fatture da parte di Dolomiti Bus e quindi dobbiamo saldarle perché noi abbiamo un contratto in essere con loro e quindi siamo i primi che ne pagheranno le conseguenze e quindi dobbiamo trovare risorse. Abbiamo già scritto al Ministero, è interessato anche il senatore De Carlo, stiamo lavorando e stiamo cercando di trovare la soluzione a questo problema. Siamo anche disposti ad andare a Roma se serve per trovare le soluzioni a questo problema. Era un problema immaginabile o inimmaginabile? Ma il problema non era un problema immaginabile perché i soldi erano stanziati, quindi noi pensavamo arrivassero un po' prima, probabilmente sono andati un po' lunghi, adesso speriamo che tutto si accorci e che questi soldi arrivino in breve tempo, nel più breve tempo possibile per chiudere questa partita, altrimenti dovremmo o anticipare i soldi, ma in questo momento non li abbiamo e anche se li avessimo diventerebbe un problema, quindi dobbiamo capire adesso come muoverci, però nel frattempo abbiamo fatto tutte le richieste a chi di competenza, alla Regione e allo Stato. Nelle more dell'attesa del pagamento, la crisi, la difficoltà è per la provincia o per Dolomiti Bus? Ma allora in realtà è per la provincia perché la provincia si ritroverà in contenzioso con Dolomiti Bus se non paghiamo. È anche evidente che Dolomiti Bus in questo momento dove stanno crescendo i costi energetici e quindi anche dei carburanti diventa un vero problema perché dopo andrà in crisi anche il servizio se noi non versiamo quei soldi che loro hanno dovuto anticipare alle aziende per fare il subaffido al 100%. Ed ora torniamo a parlare della crisi del Medio Oriente, costi del carburante e tensioni internazionali che hanno ripercussioni anche nel settore del turismo. La guerra in Medio Oriente e l'innalzamento dei costi del carburante stanno frenando le prenotazioni dei viaggi, soprattutto all'estero. Alcune compagnie aeree hanno già preallertato una situazione di disagio. Le difficoltà oggettive potrebbero rivelarsi che alcune tratte potrebbero essere cancellate perché non essendoci sufficiente carburante devono riorganizzare la programmazione dei voli e quindi è probabile che qualche tratta venga cancellata. Al momento non ci sono cancellazioni di viaggi o tratte, ma i prezzi dei voli aerei si sono alzati. Oggi chi acquista un pacchetto di viaggio, cioè il turismo organizzato, il classico pacchetto di vacanza e quindi con l'utilizzo dei voli charter è molto più tutelato e garantito perché i costi sono stati predefiniti dall'organizzatore e quindi anche l'ospite, il potenziale cliente che fruisce di questi servizi è tutelato per il momento anche per quanto riguarda l'aggravio dei costi, dell'aumento dei costi carburante. Si comincia a registrare anche un calo delle prenotazioni. In questo momento oggettivamente un calo c'è, nel senso che abbiamo più una richiesta di informazioni e la preoccupazione di capire come evolvono le situazioni. Nelle agenzie di viaggio la percezione è quella di una moderata cautela da parte dei turisti che in vista dell'estate sembrano prediligere la zona del Mediterraneo. C'è una fetta abbastanza importante che riguarda un 20-30% della clientela che ama comunque il lungo raggio. Oggi quelle prenotazioni sono in parte in stand-by, ma non è che non siano fruibili, lo sono nella stessa ugual maniera con una differenza. La differenza è legata al fatto che non potendo utilizzare Dubai, Abu Dhabi, l'Oman come punto di riferimento per il passaggio degli aeromobili sulla parte ad oriente, si utilizzano altri scali e questo comporta un aggravio di tempi di viaggio.
Immediato il calo del prezzo del petrolio dopo la tregua tra Stati Uniti e Iran, nessun effetto però immediato sui prezzi dei carburanti, ma la preoccupazione, spiega il presidente della FAIB del Veneto, Flavio Convento, è per quello che accadrà tra 15 giorni. Sappiamo che il petrolio è diminuito sotto i $100 a barile, però come si immaginava sicuramente l'effetto sulle pompe di benzina e sul prezzo finale non è ancora avvenuto. Ci auguriamo che le compagnie intervengano quanto prima. Gli economisti lo chiamano effetto razzo piuma, i prezzi che schizzano come un razzo nel momento di tensione ma poi scendono molto lentamente, e in effetti la situazione alla pompa nella giornata odierna non era molto diversa da quella registrata nelle ultime 24 ore, nonostante l'agognata tregua di 2 settimane tra Stati Uniti e Iran. Nel frattempo, con il diesel che viaggia tra i 2,2 e i 2,3 euro al litro, nelle pompe Eni, dove il prezzo al litro era di poco superiore ai 2 euro, il carburante continua a non essere disponibile. Sono scelte commerciali di alcune compagnie petrolifere. Come diciamo spesso, il prezzo lo gestisce direttamente la compagnia e quindi a seconda delle compagnie e le strategie che utilizzano aumentano o diminuiscono i prezzi, e quindi dipende da loro. La cosa che a noi ci stupisce soprattutto è che nel momento in cui c'è stato il decreto sulla diminuzione delle accise era stato chiesto alle compagnie petrolifere di pubblicizzare il prezzo che loro dicono consigliato. Questo non è mai avvenuto. Questo avrebbe permesso anche ai controlli della finanza, che sicuramente sono importanti e quindi vengono anche contestualizzati, avrebbero avuto una visione molto più coerente di quello che sta succedendo sul mercato della benzina. Interessante capire l'origine di questa riduzione di prezzo, continua Convento. Cosa che un po' ci stupisce è il fatto della marginalità che effettivamente c'è su questo prodotto, perché se alcune compagnie riescono a contenere il prezzo e altre non riescono a contenerlo, visto che solitamente sono abbastanza livellati i prezzi, cambia di qualche centesimo / millesimo, se c'è questa differenza tra una compagnia e l'altra vuol dire che c'è una marginalità abbastanza alta per riuscire anche a contenere i prezzi anche in futuro. Nei prossimi giorni è ragionevole prevedere un calo del costo dei carburanti, ma a preoccupare resta il lungo periodo. La preoccupazione è grande anche perché gli attacchi sono stati fatti in alcune raffinerie dove sicuramente ci vorranno mesi se non anni per portarli di nuovo a regime, e il fatto che sia diminuito questo introito del prodotto può creare dei problemi, però io penso che abbiamo delle scorte sufficienti per sopperire e quindi superare il momento. Dobbiamo capire fra 2 settimane cosa succede. E lasciamo la crisi del Medio Oriente con le ripercussioni nel nostro territorio invece per parlare delle ville palladiane del Veneto. Si celebrano 30 anni del sito UNESCO, ne parliamo con la nostra Luisa Bertini e Simone Squarcina. Luisa, buongiorno, a te la linea. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Ringrazio anche i nostri ospiti per essere con noi, l'assessore Cristina Balbi e il consigliere comunale Stefano Dalprà Caputo, perché vi parliamo della valorizzazione di quello che è un patrimonio non soltanto della città di Vicenza, ma anche di tutto il Veneto, perché le ville palladiane sono disseminate un po' ovunque e oggi è stato annunciato appunto una 3 giorni per queste aperture straordinarie che riguardano il patrimonio di tutti. Ecco, una valorizzazione che vuole mettere in rete questo patrimonio. Sì, in particolare questo nostro festival che lanciamo per questi 3 giorni ad aprile è un anticipo di un festeggiamento, perché quest'anno ricorre il 30ennale dell'estensione del sito di Vicenza anche alle altre ville palladiane che si trovano quasi tutta la regione, quindi 24 ville in tutto nel nostro territorio veneto. E per arrivare a questo festeggiamento ci siamo anche dotati di qualche materiale particolarmente accattivante e di natura multimediale, come video dedicati alle singole ville, un video generale di spiegazione e anche un podcast, in modo tale da rendere accessibili anche le informazioni su questi beni con modalità più moderne. Ecco, e proprio per rendere accessibili questi beni, molte di queste ville che solitamente sono chiuse verranno invece proprio aperte al pubblico. Sì, diciamo ci sono 3 interventi. Il primo riguarda l'apertura straordinaria di alcune ville, perché in alcune ville le persone ci vivono o hanno alberghi o hanno delle strutture ricettive, quindi per il 3° anno di fila alcune ville saranno aperte in maniera straordinaria, e anche in città, insomma, ma fuori in provincia.
Abbiamo le guide gratuite, perché saranno 6 slot di guide gratuite il sabato e la domenica, e un silent play, quindi una guida un po' più complessa, diciamo, che racconterà la storia anche del Palladio in tutta la città. Sono 3 giorni quindi in cui cerchiamo di avvicinare i vicentini e i turisti al patrimonio UNESCO del Palladio. Ecco, ricordiamo anche la gratuità dell'evento. Sì, è importante dire che giustamente è tutto gratuito, le visite saranno gratuite, le visite con le guide, e invece per diciamo, le singole ville, quelle aperte in via straordinaria rispetto a quelle che sono chiuse, saranno gratuite, mentre ci sarà uno sconto per quelle invece che hanno già la parte di visita a pagamento, ma che appunto per queste 3 giornate riducono un po' la loro tariffa. Ecco, quindi l'avete sentito, un patrimonio che si apre al turismo e ai vicentini, non soltanto. Per il momento da Vicenza è tutto, linea può tornare allo studio. Grazie davvero a Luisa Bertini. Noi ora cambiamo argomento e andiamo nel Bellunese per parlare del Teatro della Sena, la Piccola Fenice, dove Carlo Goldoni esordì con 2 delle sue prime opere. Alza il sipario dopo quasi 100 anni di chiusura, grazie all'intervento del comune di Feltre e alla collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto. La piena riapertura del Teatro della Sena è un orgoglio condiviso. L'opera parla da sola, ospitata al primo piano del Palazzo della Ragione, di fianco alla sede del municipio di Feltre. Alla Sena il tempo sembra essersi fermato. È chiamato la Piccola Fenice per la sua eleganza e per quella straordinaria capacità di rinascere nel tempo, proprio come il celebre teatro veneziano. Ma le sue radici sono ancora più profonde. Già nel 1729 qui si rappresentavano alcune delle prime opere di Carlo Goldoni, segnando l'inizio di un legame con la grande tradizione teatrale italiana. Chiuso da quasi 100 anni, terminati i lavori di restauro che ha rispettato l'identità storica dello spazio, il Teatro della Sena è pronto ad accogliere una nuova stagione di spettacoli e a capienza piena. Un ringraziamento ovviamente a tutti coloro i quali hanno creduto in questo progetto che noi fin dall'inizio abbiamo portato avanti con molta determinazione. Noi siamo felicissimi di poterlo restituire a Feltre, ma non solo. Il sipario torna ad aprirsi grazie alla collaborazione tra il Comune di Feltre e il Teatro Stabile del Veneto. Questo teatro deve diventare un luogo di produzione, deve generare arte, teatro e cultura, e noi come Teatro Stabile del Veneto produciamo teatro, però ci siamo anche resi conto che questo teatro deve rientrare all'interno di una filiera teatrale, quella regionale veneta, che è molto importante. Con Artevenne si è perciò lavorato e si è deciso di lanciare da Feltre la 4ª edizione di un avviso pubblico, scadenza il prossimo 7 maggio, destinato alle compagnie professionali del Veneto che dovranno impegnarsi a creare spettacoli all'interno del cantiere Goldoni. 6 le date a partire da settembre, più una di produzione Artevenne con i giovani. Adesso che abbiamo la parte strutturale è importante andare anche alla parte artistica, dobbiamo riempirlo di persone, riempirlo di giovani, riempirlo di contenuti e che sia effettivamente la Sena viva. Per Feltre non si tratta solo di una riapertura, ma di un vero ritorno alla vita culturale. Deve diventare una sorta di piccolo laboratorio per l'esperienza anche di giovani leve nel campo di essere artisti, di teatro, di cultura, di musica, di altro, insomma. Ed ora andiamo a Palazzo Balbi, a Venezia, dove è stata depositata la proposta di legge statale promossa dal governatore Stefani per vietare l'accesso ai social network ai minori di 14 anni, l'annuncio proprio del presidente della regione. È stato depositato qui in Consiglio regionale la PDL ovviamente di legge statale, quindi un disegno di legge statale che ovviamente parta dal Consiglio regionale. Ovviamente la Costituzione ammette questa possibilità e vuole dare un segnale molto chiaro. Da Palazzo Balbi arriva l'annuncio della proposta di legge statale promossa dal governatore Stefani per vietare l'accesso ai social ai minori di 14 anni, depositata in Consiglio regionale. Io penso che i social oggi siano un ambiente pericoloso, un ambiente pieno di pericoli, dove si annida cyberbullismo, dove si annidano giudizi anche anonimi nei confronti di ragazzi che non hanno la maturità sufficiente per poter rispondere. L'esplosione dei disturbi alimentari è anche legata ai social, l'esplosione del disagio giovanile è anche legato ai social, senza considerare, senza dimenticare, scusate, anche immagini violente, esplicite, che
quotidianamente vengono proposte nei social network, e un ragazzo di 11 anni, 12 anni non ha la maturità sufficiente per poter affrontare un giudizio critico nei confronti di queste immagini e di questi video. Stefani ha poi commentato l'annuncio degli Stati Uniti di una tregua di 2 settimane con l'Iran, auspicando si trovi quanto prima una soluzione, ma soprattutto annunciando come il governo italiano e anche la regione stiano lavorando. Il governo è al lavoro per provvedimenti urgenti, ovviamente non possiamo che essere felici e soprattutto sollevati della notizia di questa notte, cioè della tregua, e vogliamo assolutamente sperare che questi giorni servano a far sì che questo conflitto finisca, e ovviamente d'altra parte, da parte delle istituzioni, metteremo in campo tutte le azioni necessarie per affrontare questa sfida. Ovviamente la Regione del Veneto farà il suo, l'abbiamo già fatto tra l'altro in maniera anche previdente per quanto riguarda il bilancio di previsione. È chiaro che ovviamente le misure emergenziali poi sono di carattere governativo, so che il governo è al lavoro e ci sono riunioni anche in questi minuti ovviamente per provare a trovare delle soluzioni a questa situazione. Parliamo ora di politica. Con il terremoto in comune a Mogliano Veneto, il sindaco Davide Bortolato si ilura il suo vice Leonardo Muraro. È venuto meno, dice, il rapporto di fiducia. La bomba a Mogliano deflagra poco dopo l'ora di pranzo, quando il sindaco Davide Bortolato comunica di avere revocato con effetto immediato le deleghe a Leonardo Muraro, che oltre all'incarico di vice sindaco aveva pure la delega sicuramente di peso alla sicurezza. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, un'uscita sulla stampa da parte di Muraro su una presunta richiesta del comune di prolungamento dell'orario di apertura della caserma dei carabinieri. Ma da tempo i rapporti tra il primo cittadino ed il suo vice erano tesi. Purtroppo c'è stata un'uscita giornalistica che ha creato imbarazzo per me, perché alcune istituzioni si sono irrigidite dopo questa uscita. Ho dovuto portare delle giustificazioni, e buttare acqua sul fuoco, e questo purtroppo non va bene. Poi una delegittimazione costante non fa bene a un sindaco. In una città c'è un sindaco e il vice deve fare il vice, non ci possono essere 2 sindaci in una città. Un logorio della fiducia e del rapporto di sintonia tra le 2 massime cariche del comune che ha portato alla defenestrazione di Muraro. È mancato pian piano quel rapporto di fiducia che è fondamentale tra un sindaco e il suo vice. E purtroppo quando manca il rapporto di fiducia non si lavora più bene assieme e l'azione amministrativa rallenta, e questo assolutamente una città, un'amministrazione come Mogliano Veneto non può permetterselo. Leonardo Muraro preferisce non commentare ufficialmente, ma accenna a tensioni politiche legate al passaggio di Bortolato a Fratelli d'Italia, tensioni che il sindaco nega. Voglio ribadirlo, l'alleanza di centrodestra a Mogliano rimane salda, adesso attendo dalla Lega una rosa di nomi per scegliere un nuovo assessore. Del resto non è la prima volta che accade a Mogliano, successe anche nel 2020, allora però ci furono le dimissioni dell'assessore alla sicurezza, il leghista Carlo Albanese. L'ultima volta che mi è successo, 5 anni fa, la Lega mi fece il nome di Marco Donadel, che fece qui a Mogliano l'assessore per 4 anni e poi diventò sindaco e ora nuovo presidente della provincia. Nell'attesa dell'indicazione da parte della Lega, Bortolato ha nominato sua vice l'assessora Martina Cocito. Ed ora cambiamo argomento, rimaniamo nel Trevigiano. 16 anni di aiuto concreto a chi è in difficoltà in provincia di Treviso. L'associazione Veneti Schiacciati dalla crisi festeggia il suo compleanno, diventando un punto di riferimento per oltre 100 famiglie tra cibo, sostegno economico. Sono più di 130 famiglie che stiamo aiutando, perciò un numero consistente. Sono famiglie per bene, sono operai che lavorano, donne che lavorano, che hanno figli. Scaffali pieni, mani che si tendono, storie che si incrociano. Da 16 anni Veneti Schiacciati dalla crisi è molto più di un banco alimentare, è un luogo dove la dignità trova spazio anche nei momenti più difficili. L'aiuto più grande che penso che abbiamo qui è che Mirella si sta facendo in 4 insieme a tutti i suoi volontari e quant'altro per aiutare le persone davvero in difficoltà. Sì, è importante, ringraziamo sempre. Un sostegno che prova a rispondere a bisogni sempre più complessi, perché la povertà non si ferma alla tavola vuota.
poi ci sono le bollette, ci sono altre spese. Affitti, bollette e spese urgenti come le visite mediche. Accanto al cibo, Veneti Schiacciati dalla Crisi ha sviluppato una rete di aiuti economici per sostenere le famiglie più in difficoltà. Noi, specialmente a Natale o a Pasqua, alle famiglie più bisognose cerchiamo di dare questo sostegno economico con un assegno che poi io faccio vedere tutti i giorni nella mia trasmissione Sveglia Veneti, per far capire l'importanza anche della trasparenza dei soldi che arrivano, sia col 5 per 1000, ma con quelli che danno anche le persone, ecco, con i loro contributi nei nostri conti correnti. 16 anni di impegno silenzioso fatto di volontari, di ascolto e di presenza costante. 16 anni in cui questa realtà è diventata un punto di riferimento per tante famiglie messe in difficoltà da una crisi che non si è mai davvero fermata. Prima la pandemia, poi le guerre, l'inflazione, il costo della vita sempre più alto. L'anno scorso è morto mio marito, siamo di Ucraina, però Signore Mirella mi aiuta tanto. Qui ogni aiuto è un passo per resistere e per provare giorno dopo giorno a ripartire. Per il Banco Solidale, ip ip, urrà! Ed ora una bella storia che arriva dal Vicentino e anche dal Padovano, perché un cane sparì da Cittadella 8 anni fa e viene ritrovato dalla polizia locale a Sandrigo e riportato dalla sua proprietaria. Si intravedono gli occhi luminosi del meticcio nero che dopo 8 anni torna dalla sua legittima proprietaria. È il risultato di un intervento della polizia locale nord-est vicentino coadiuvata dal servizio veterinario dell'Ulsotto Berica, che ha permesso il recupero di numerosi cani randagi a seguito di segnalazioni che giravano nei pressi del campo nomadi di Sandrigo, tra cui lui sottratto 8 anni fa da un'abitazione di Cittadella. Contattata telefonicamente dagli agenti, la legittima proprietaria ha potuto riabbracciare il suo fedele compagno dopo un'assenza particolarmente lunga. Ed ora invece andiamo a Padova. Dopo anni di lavori apre finalmente la nuova curva sud dello Stadio Euganeo di Padova, che per la prima volta sarà occupata dai tifosi domenica prossima in occasione della sfida con l'Empoli. Sul posto per noi la nostra Valentina Visentin e Cristian Roque Allende, che hanno seguito il sopralluogo dell'assessore allo sport del comune di Padova, Diego Bonavina. Diego Bonavina, siamo allo Stadio Euganeo e con uno sfondo davvero storico, perché finalmente domenica apre la curva sud ed è stato un lungo e travagliato percorso, ma finalmente ci siamo. Sì, bello, non vedo l'ora sinceramente di venire allo stadio domenica. Fino a qualche tempo fa pensavo che giorno spettacolare quando ci sarà l'apertura della curva, adesso passa in secondo piano perché c'è una partita da vincere, una partita da portare a casa assolutamente un risultato positivo e questo è la cosa fondamentale. Ci aggiungiamo il calore di 3.000 persone che saranno a ridosso del campo, è una cosa storica, perché questo è vero, è una cosa storica che rimarrà di sicuro nella storia del calcio Padova, nella storia di questo stadio e quindi godiamocela sicuramente. Se poi dovesse arrivare anche un risultato positivo saremo veramente felici. Ha detto una domenica con il tutto esaurito, più di 3.000 biglietti per sostenere la squadra che è in un momento delicato, ma è stato delicato, dicevamo, anche il percorso che ha portato a questa curva. Adesso è tutto alle spalle, anche se lo ricordiamo è stato un periodo di sofferenza anche personale per lei. Beh, è tutto alle spalle per tutti tranne che per me. Io non dimentico sicuramente questi 5 anni, non dimentico errori che ho fatto e che mi auguro possano servire da esperienza per il sottoscritto. Sicuramente ho capito che realizzare queste opere pubbliche di grandissimo impatto nei confronti della città, perché quando si parla di stadio si parla di tutta una città, porta anche delle conseguenze. Quindi sicuramente l'apertura della curva è un punto fermo, una gioia per tantissime persone. Per il sottoscritto credo che questi 5 anni mi abbiano insegnato molto. Curva pronta, mancano i palazzetti, ma insomma sono in fase di ultimazione perché l'opera è un'opera complessa. Lo ricordiamo come è strutturata? Ah sì, io la cosa di cui sono veramente orgoglioso è il pensiero iniziale, cioè il fatto di realizzare una curva con
all'interno 2 palazzetti dello sport, uno da 1150 e uno da 950 posti, uno destinato al basket e uno polifunzionale, che daranno alla città 2 strutture che a Padova non esistono. Di queste dimensioni non esistono, esiste solo il Palantenore che però può ospitare solo partite di pallavolo. Questi sono dei palazzetti polifunzionali e la città ne beneficerà in maniera straordinaria. Qui adesso abbiamo completato quest'opera importante, ma io forse tirerò un sospiro di sollievo quando ci saranno i 2 palazzetti pronti, perché ripeto, in quel momento potremo dire di aver realizzato qualcosa per la città di veramente straordinario. E intanto insomma speriamo di vedere domenica la curva piena e quindi insomma speriamo di vedere qualche giocatore della nostra squadra festeggiare lì sotto. Ed ora ci fermiamo, qualche istante di pubblicità. Siamo tornati nuovamente in diretta qua in studio, vi presento subito l'ospite che ci ha raggiunto, il presidente del Benetton Rugby, Antonio Pavanello. Buongiorno, grazie per essere qui. Buongiorno, buongiorno a tutti. E allora parliamo, visto che abbiamo parlato poco fa della curva sud dello stadio Euganeo di Padova, ora parliamo invece della tribuna temporanea, l'installazione che verrà posta nello stadio di Monigo, che permetterà di accogliere in totale 6.300 ospiti, spettatori seduti, insomma, che è un'importante novità. Parlavamo anche di un collegamento maggiore con i tifosi, col territorio, e questo insomma è un altro passo. Esatto, confermo, sono altri 1.300 posti circa, per cui andremo a fare un po' le prove generali in vista di quella che sarà la tribuna permanente che andremo a costruire invece a fine campionato. Questa tribuna provvisoria ci dà la possibilità di accogliere ancora di più un numero maggiore di tifosi. Perché? Perché anche sabato scorso abbiamo giocato l'8º di finale contro Cardiff, vinto. E dopo parleremo proprio di questo. E c'è un po' dispiaciuto che alcuni tifosi siano rimasti purtroppo ai cancelli e non sono potuti entrare, per cui visto che domenica abbiamo vinto sul campo la possibilità di giocare contro Exeter il quarto di finale, abbiamo, grazie anche alla collaborazione del Comune, siamo riusciti a mettere in piedi e stiamo mettendo in piedi questa tribuna provvisoria di 1.300 posti. Il fatto che ci siano tutti questi tifosi che vogliono venire a vedere il rugby vuol dire che è uno sport che è cresciuto nel tempo, perché insomma si parlava di sport magari il calcio, la pallavolo, invece è cresciuto anche e soprattutto il rugby. Sì, confermo, con orgoglio dico che il nostro movimento sta crescendo, complice i risultati della nazionale degli ultimi 3 anni, non per ultimo la vittoria storica contro l'Inghilterra all'ultimo 6 Nazioni, complici anche il fatto che negli ultimi 5-6 anni, nelle ultime 5-6 stagioni, anche Benetton Rugby è sempre riuscito ad arrivare ai play-off o di campionato o di coppa, per cui si sta creando entusiasmo, il movimento è sano, il movimento cresce e di questo tutti noi ne siamo orgogliosi. E cosa significa per voi avere una tribuna ancora in più, per avere ancora più tifosi? Allora, sicuramente più calore per i nostri giocatori, noi alla fine come club lo facciamo principalmente per quello, perché cerchiamo ovviamente di dare la possibilità ai nostri giocatori di giocare in un ambiente caldo, per cui avere altri 1.300 tifosi sugli spalti, questo incrementerà il calore del nostro pubblico. E poi insomma con orgoglio dico che dobbiamo e vogliamo dare la possibilità a più persone possibili di venire allo stadio. Prima accennava la vittoria agli ottavi di finale. Sì, contro Cardiff sabato scorso, partita molto tirata, anzi diciamo cominciata nel migliore dei modi, perché abbiamo segnato subito 2 mete abbastanza agevoli, però Cardiff ha dimostrato per l'ennesima volta di essere una squadra molto solida, molto compatta, allenata bene da un nostro ex compagno di squadra che è Cornel Van Zyl, abbiamo giocato insieme tantissimi anni qui in Benetton, e ha dimostrato per l'ennesima volta di meritarsi anche i posti in classifica nel nostro campionato, nelle prime posizioni. È riuscita a risalire la china durante la partita e ci ha messo in serie difficoltà verso la fine, ma
ci tengo a sottolinearlo, i nostri giocatori sono compartiti alla grande e specialmente nei minuti finali hanno tirato fuori una forza d'anima incredibile, hanno difeso il risultato e noi abbiamo vinto la partita. E domenica ci sarà un appuntamento importantissimo che sono i quarti di finale. Sì, quarti di finale contro Exeter, altra squadra tostissima, in questo momento sono quarti nel loro campionato, nel campionato inglese. Giocano tre nostre conoscenze, Vincent, Varney e Zambonil, che sono tre giocatori della nostra squadra italiana. E squadra solida che fa della fisicità del punto di incontro e di un gioco molto, molto intenso le proprie peculiarità, per cui bisogna stare molto attenti. È vero, abbiamo il fattore campo, ma è vero anche che loro sono una squadra estremamente dura da affrontare. Importante il sostegno dei tifosi. Importantissimo, saranno il nostro 16° uomo, a maggior ragione 16° uomo che cresce appunto per quello che diciamo prima grazie all'aggiunta della terza tribuna, è importantissimo, sarà importantissimo far capire ai nostri giocatori quanto calore c'è attorno a loro. Si parla già anche però e si pensa alla prossima stagione e quindi alla rosa, ci saranno dei cambiamenti? Sì, ci saranno ovviamente dei giocatori che lasceranno il club, i quali abbiamo già ampiamente discusso, e ci saranno tanti altri giocatori invece che approderanno al nostro club. Fra tutti li abbiamo già anche annunciati, 3 stranieri che sono Verson, Flock e è un po' difficile da pronunciare, Isaiah Walker, è un neozelandese seconda linea, e sono sicuramente tre stranieri di spessore, ma soprattutto ci tengo a dirlo, arriveranno tantissimi giovani che avranno l'onere di cominciare questo nuovo ciclo con un nuovo staff, un nuovo allenatore, e per cui insomma ci sarà una bella rinfrescata della rosa. Ecco l'importanza proprio di avere dei giovani in campo, di dare la possibilità anche a loro di poter emergere. Certo, sono loro la base, sono sempre state la base per la nostra squadra, e anche perché noi come club abbiamo sempre l'ambizione di voler costruire i giocatori della nazionale italiana del futuro, per cui è importantissimo continuare a reclutare i migliori giovani che possono, attraverso il lavoro che costantemente facciamo, cercare di migliorarsi di anno in anno e arrivare a vestire la maglia della nazionale e speriamo giocare in 6 nazioni nella Coppa del Mondo. Ci sono sempre più giovani che amano questo sport, noi vediamo quando ci sono i tornei anche minori con i bambini, davvero tantissimi che abbracciano questo sport. Sì, ce ne sono veramente tanti e questo è estremamente piacevole da vedere. È bellissimo vedere che specialmente in questa fase di stagione ci siano tantissimi tornei in giro per l'Italia, ai quali ovviamente tutti i ragazzi del mini rugby partecipano. È bellissimo e sarà bellissimo vederli al nostro città di Treviso, il torneo che si svolgerà a maggio, in cui circa 6.000 bambini, 6.000 giovani promesse verranno in Ghirada a giocare, per cui è un movimento sano che continua a crescere. Si parla di sostenibilità e ambizione, possono convivere in un progetto sportivo? Devono convivere, perché se non c'è ambizione non c'è sostenibilità, ma ovviamente la sostenibilità deve essere alla base di un progetto che è sano. Sostenibilità sotto tante sfaccettature, dalla parte economica fino alla parte sociale, dove noi vogliamo e dobbiamo continuare a lavorare, perché fino adesso abbiamo parlato in questi minuti della prima squadra, che ovviamente è il core business del club, ma ricordo a tutti come continuiamo a lavorare anche per il settore femminile, dove abbiamo le nostre under e la nostra prima squadra, che, apro e chiudo parentesi, è riuscita ad arrivare alla semifinale quest'anno dopo tantissimi anni di digiuno di playoff, e poi un settore giovanile dove tante famiglie ci affidano i loro ragazzi per una crescita sì sportiva ma anche, diciamo, caratteriale. Ecco, qualcuno dice ma è uno sport anche da donne? Sì. Assolutamente sì. Rispondo io sì. Sta giocando in questo momento, comincerà il 6 nazioni femminile, per cui insomma un'altra vetrina importante per il nostro movimento, però è uno sport assolutamente anche per ragazze,
di cui ovviamente di anno in anno bisogna fare sempre dei passi in avanti per poter rimanere al passo di nazionali e di paesi ben più evoluti di noi, e sul quale comunque sia anche socialmente bisogna continuare a lavorare. Ed è cresciuto anche in questo caso, è cresciuta la possibilità delle donne di fare questo sport, ce n'erano meno prima. Certo, ovviamente come un po' in generale tutti gli sport dopo il Covid hanno subito una frenata, però in questo momento anche il rugby femminile sta continuando a riprendere la marcia e a crescere, per cui è un altro aspetto su cui noi ci teniamo, vogliamo continuare a lavorare e chi lo sa, magari nel giro di altri 2 o 3 anni portare a casa il titolo noi del campionato femminile. Senta, il rapporto che vuole continuare a costruire il Benetton Rugby con tifosi, territorio e sponsor. Sì. È un rapporto che deve basarsi sulla trasparenza, sulla voglia di continuare a crescere e sulla voglia di ampliare sempre questi numeri. Sono tutte figure che nel nostro sport sono importantissimi i club del territorio perché ci danno diciamo la possibilità di far arrivare atleti dei loro settori giovanili fino in prima squadra da noi, e ne abbiamo tanti in prima squadra da noi che vengono dai club del territorio. Sono importanti i tifosi perché sono ovviamente coloro che ci sostengono di settimana in settimana, e sono importanti gli sponsor perché solo attraverso come dire, il loro aiuto noi riusciamo a creare quel budget di cui la società ha bisogno. Ovviamente sono interconnessioni importanti, si basa su stima reciproca e su un lavoro continuo sinergico per i quali ovviamente bisogna spendere le giuste energie. E a tutti loro va un grazie, perché comunque sia, al di là dei momenti in cui tutte le cose avvengono in maniera positiva, ma ci sono stati anni magari che le cose non andavano, specialmente dal punto di vista sportivo, non con i giusti risultati, e da parte loro c'è sempre stato sostegno, per cui mi sento di dirgli solo che un grande grazie. Senta, le faccio le ultime 2 domande, so che lei dopo ha degli impegni. In un momento in cui insomma, con i giovani ci sono delle difficoltà, lo sport, il rugby soprattutto, ha delle regole ben precise. Quanto è importante? Probabilmente coinvolgere proprio i giovani per far capire che anche nella vita ci sono delle regole. Certo, il nostro è uno sport estremamente legato a degli standard, a delle regole non scritte, alcune, e dove le figure, diciamo, come gli allenatori e i dirigenti sono importanti e molto rispettate nel nostro sport, ma non solo interne ma anche esterne, come l'arbitro. L'arbitro è una figura estremamente rispettata nel nostro campo, per cui sono tutti insegnamenti che noi possiamo dare ai ragazzi utili per una loro crescita positiva. In più mi sento di dire c'è quel famoso valore che è il sostegno e il rispetto dell'avversario e del compagno, che sono temi e valori basilari per la buona crescita dei nostri ragazzi. Ovviamente lo leggiamo tutti, insomma, apprendiamo di tante notizie negative per quanto riguarda giovani in periodo, diciamo, di adolescenti, per cui lo sport in generale, ma mi sento dire bene anche il rugby, in questo può insegnare tantissimo. Se dovessi dare qualche consiglio ai piccolini e pulcini che vogliono venire a giocare? Io l'unico consiglio che do sempre, lo do anche sempre a mio figlio che ha 10 anni, è divertimento. Al di là del fatto di vincere o perdere le partite, il fatto che magari in allenamento possano diciamo, succedere alcune cose, o comunque sia magari non essere perfetti negli esercizi, però alla fine ci deve essere il divertimento dello sport, il divertimento di stare in un contesto di amici che ti facciano star bene, per cui di crescita personale. Divertimento è la base di tutto. L'appuntamento importante, lo ricordiamo, domenica. Domenica alle 13:30 a Monigo, con una nuova tribuna permanente, per cui bisogna riempirla tutta, e ci vediamo domenica alle 13:30. Grazie, in bocca al lupo. Grazie, crepi.
Bene, allora noi adesso andiamo avanti, salutiamo il Presidente, lo ringraziamo per essere stato con noi. Arrivederci a tutti. Grazie davvero, speriamo di riaverlo qua il prima possibile. Intanto parliamo di Claudio Baglioni, che ha ricevuto il premio ambasciatore della bellezza a Palazzo Balbi, la prima volta a Venezia, racconta, fu deludente, a giugno aprirà il suo tour in piazza San Marco. Vediamo il servizio. La bellezza esiste già e quindi andrebbe scovata, rintracciata, stanata, però c'è una bellezza da inventare continuamente in ogni epoca, ogni giorno, e quindi sì, è una sorta di semina, perché insomma, per avere un raccolto bisogna possedere almeno i primi, le prime materie, insomma, i semi da buttare, e qualche volta si riesce a raccogliere. È Claudio Baglioni quest'anno a ricevere a Palazzo Balbi il titolo di ambasciatore della bellezza, conferito dal Festival della Bellezza, giunto alla 13ª edizione, e dalla Regione Veneto. Un riconoscimento alla memoria del critico d'arte Philippe Daverio, che contribuì all'ideazione del festival nei luoghi simbolo del nostro patrimonio artistico e culturale. Baglioni sarà protagonista del festival con i 2 concerti d'apertura, Grand Tour La vita è adesso in piazza San Marco il 29 e 30 giugno, e racconta come la sua prima esperienza in città, al Lido di Venezia, agli inizi della carriera, non fu proprio tra le migliori. È normale che sia così, è persino bello, perché uno può contare la distanza che c'era da un clamoroso insuccesso fino invece al momento in cui le cose cominciano ad andare bene. E questo è un motivo di vanto, è in tanta incertezza che ognuno di noi può avere anche nel cammino della vita, guardarsi indietro e dire, beh, vedi, però ero quello che già alla seconda canzone veniva buttato via giù dal palco, invece oggi insomma le cose vanno decisamente meglio. Questo è il migliore dei premi e la più grande delle gratificazioni. Un artista che riesce a unire le generazioni, spiega il governatore Stefani, che porta nel cuore una canzone in particolare, La vita è adesso. È una canzone che mi è stata dedicata al compleanno dei 17 anni da una ragazza del liceo, e quindi conservo ancora la lettera con me, che è dall'altra parte. Eccola qui, scritta a penna quando non c'erano i social network, copro il nome perché è giusto, e ovviamente c'è tutto il testo della canzone scritto e che mi è stato dedicato, e che porto ovviamente tra i ricordi più belli, e anche insomma a simboleggiare che Claudio Baglioni è un artista intergenerazionale capace di entusiasmare generazioni diverse, anche i più giovani, e continua a farlo, e sono onorato oggi di poterlo ospitare qui a Palazzo Balbi. Ed ora torniamo a parlare invece di cronaca, e parliamo purtroppo di una delle piaghe in tutta l'Italia, non solo nella Marca, non solo nella nostra regione, e andiamo proprio in Friuli con l'allarme truffe nel Pordenonese. 19 tentativi in sole 3 ore, uno purtroppo è andato a segno a Sacile, un caso evitato all'ultimo grazie all'intervento del figlio della vittima. Raffica di tentativi di truffa ai danni di anziani nel Pordenonese. Nella giornata di martedì, in appena 3 ore, si sono registrati 19 episodi complessivi. In 18 casi il raggiro non è andato a segno, mentre uno si è purtroppo concretizzato. La più utilizzata è la storia che racconta di una inesistente rapina o furto in una gioielleria, nel quale chi ha commesso il reato ha utilizzato la targa clonata di un prossimo congiunto dell'anziano che viene contattato, e quindi ecco la preoccupazione per un proprio caro. E quindi la necessità da parte di chi chiama, che si presenta di solito come appartenente alle forze dell'ordine, la necessità di recarsi a casa e di ritirare tutti i gioielli posseduti per confrontarli, per fare un confronto, quindi portarli via e verificare che non siano quelli della rapina o del furto. La maggior parte dei tentativi si è concentrata a Sacile, con 16 episodi in poche ore, uno dei quali riuscito.
Altri casi, invece, si sono verificati a Sesto Arreghene e a Pasiano di Pordenone senza conseguenze. L'unica truffa consumata è avvenuta attorno alle 14:30, quando una donna di 91 anni ha consegnato a un uomo, presentandosi alla porta, tutti i gioielli in suo possesso, oltre a del denaro contante. Il valore è ancora in fase di quantificazione. Sempre a Sacile, poi, si è registrato anche un episodio emblematico. Poco dopo le 13, un'anziana aveva già raccolto l'oro custodito in casa ed era pronta a consegnarlo, convinta di dover collaborare con le forze dell'ordine, quando il rientro del figlio ha permesso di interrompere la situazione in extremis, evitando la truffa e facendo scattare subito la chiamata al 112. La truffa è un reato che, come abbiamo visto, continua a verificarsi, punta sempre sulla sensibilità delle persone che vengono colpite e punta a mettere ansia, timore di solito per un prossimo congiunto, per un parente, e fino ad arrivare all'immancabile richiesta di gioielli o di denaro. Quindi, a prescindere dalla storia che il truffatore al telefono racconta, si arriverà sempre a un punto, ad un momento in cui vi sarà una richiesta di o denaro o gioielli. Ed ora torniamo in Veneto, in provincia di Treviso, con la truffa del finto carabiniere. Clonato il numero della stazione dell'Arma di Cordignano, segnalazioni da tutto il territorio. Intanto i carabinieri di Pordenone contano, appunto, come avete sentito, 19 episodi in 3 ore. Ribadisco, noi non chiediamo assolutamente denaro, non chiediamo cauzioni, nel nostro sistema penale, nel nostro sistema giuridico non è prevista la cauzione, quindi qualora dovessero arrivare telefonate di questo genere vuol dire che sono telefonate fasulle, quindi assolutamente non ottemperare a quello che viene chiesto e avvisare subito il 112. Meglio ripeterlo una volta in più, anche perché la truffa del finto carabiniere si fa sempre più subdola e tecnologicamente avanzata, come è avvenuto a Cordignano, dove è stata clonata anche la linea telefonica della stazione dell'Arma locale, con un alert diffuso sui social ufficiali dal sindaco della vicina Sarmede, Larry Pizzol. Tante le segnalazioni dal territorio vittoriese, ma soprattutto pordenonese, in particolare Sacile. Da capire, ma è molto probabile, se ci sia un collegamento. Gli stessi carabinieri di Pordenone hanno contato 19 episodi complessivi in poco meno di 3 ore, 18 andati a vuoto, uno a segno con una 91enne che ha consegnato ori e gioielli a un uomo che si è presentato alla sua porta dopo essere stato annunciato al telefono proprio da un sedicente carabiniere. Sullo sfondo una finta rapina in gioielleria con un'auto riconducibile alla famiglia della vittima. Tutto ovviamente fake. Resta il fatto che nel mirino ci sono spesso anziane sole e che le stesse linee telefoniche delle istituzioni possono essere violate. È una corsa contro il tempo, guardi, ogni giorno noi cerchiamo di trovare le contromisure per porre un limite a questo fenomeno. In questo caso stiamo valutando di interessare le varie società che gestiscono questi slot di numeri per inserire questi numeri in una sorta di blacklist che bloccherebbe l'impulso che chiede di utilizzare quel numero. Quindi quando l'impulso non è certificato, a quel punto quel numero non può essere utilizzato da chiunque. Ed ancora, SMS truffa, apparentemente innocenti, sembrano inviati dall'ULSS 7 Pedemontana, ma è una truffa. L'azienda ULSS 7 Pedemontana intende segnalare a tutti i cittadini l'invio di SMS fraudolenti. Fraudolenti perché viene richiesto al cittadino di ritelefonare a numeri a pagamento, di solito preceduti dal prefisso +89. Nell'ultimo mese si sono fatti ancora più frequenti. SMS truffa, all'apparenza innocui, ma con l'unico obiettivo di prosciugare il credito telefonico dell'utente, anche nel giro di pochi secondi. Sono fraudolenti in quanto l'espressione degli SMS è molto credibile perché fa riferimento a prestazioni oppure ad appuntamenti che in realtà sono falsi. Quindi l'invito ai cittadini è di non richiamare mai questi numeri perché l'unico scopo è quello di erodere il credito telefonico del cittadino. Si fa presente che l'azienda ULSS 7 Pedemontana non ha mai usato e non usa numeri a pagamento. Una truffa già segnalata da numerosi cittadini in tutta Italia, compreso il territorio dell'ULSS 7 Pedemontana. I messaggi arrivano anche al personale sanitario stesso. Chiediamo ai cittadini che ricevessero questi SMS di fare lo screenshot dell'SMS e inviarlo alla mail info.sicurezza@ulss7.veneto.it.
Ed ora, prima di chiudere, le immagini dell'incontro di questa mattina del Presidente della Regione Alberto Stefani con Papa Leone XIV. Il Presidente ha invitato il Papa ad inserire la Regione nei suoi prossimi viaggi. Dice: l'ho invitato perché il Veneto è una comunità che crede nello sport come opportunità di relazione. Sarebbe un onore, ha detto, accoglierlo nella nostra terra, che crede anche nei valori della solidarietà e delle relazioni. Dunque l'incontro, vi faccio vedere ancora le immagini del Presidente della Regione Veneto con Papa Leone XIV. Dunque l'incontro di questa mattina. E si chiude qui la nostra prima edizione. Io ringrazio Francesca Pezzo e Antonio Esposito per averci seguito, i due registi. Vi do appuntamento a domani. Vi ricordo la programmazione con il nostro film alle 16. Grazie davvero per averci seguito, arrivederci.